45 profughi ospitati attualmente nell'ex caserma Serena saranno ricevuti da Papa Francesco, 45 migranti provenienti da paesi diversi e di religioni diverse, ognuno con la propria storia, accomunati dall'esperienza drammatica dei viaggi della speranza. Mercoledì saranno in Vaticano in udienza, accompagnati dai responsabili della cooperativa, dal sindaco di Casier Miriam Giuriati e forse con loro ci sarà anche il prefetto di Treviso, Laura Lega. Ho immediatamente detto di sì, pensando proprio che avrei portato con me non solo me stessa come primo cittadino di Casier, ma tutti i miei cittadini e i dipendenti del mio comune che assieme con me stanno lavorando per supplire ai problemi che ci possono essere sull'accoglienza. Nella Marca però sono previsti continui arrivi, i cittadini sono preoccupati e il malcontento cresce. Non ultimo le proteste dei residenti del quartiere di San Liberale, dove lunedì dovrebbero arrivare 5 richiedenti asilo accolti in un appartamento il cui proprietario ha partecipato al bando SPRAR per l'accoglienza. Il sindaco di Casier, dove la concentrazione di migranti è già alta, ha invece dovuto rifiutare l'ospitalità di nuovi profughi. Noi abbiamo aderito come comune di Casier naturalmente al bando SPRAR e l'abbiamo fatto consapevoli di dire di no a nuovi arrivi, però mettendo a disposizione i tecnici e assistenti sociali e quello che potevamo. In effetti proprio l'altro giorno abbiamo detto di no a un'accoglienza su un appartamento che gravava ancora sul mio comune. Stiamo già dando tantissimo.